Il nome, la figura e l'opera di Giovanni Antonio Sanna, nato a Sassari nel 1819 e morto a Roma nel 1875, è oggi quasi del tutto sconosciuta ai sardi. Quasi non fosse per il museo archeologico a lui dedicato a Sassari. Infatti, quando il 14 marzo del 1875 il notaio guspinese Pasquale Are Piras aprì il suo testamento, redatto 7 anni prima, si scoprì che lasciava alla sua città natale tutti i 250 quadri, dipinti di grande valore artistico e tutta la sua collezione di reperti archeologici, costatigli ben 45.000 lire di allora, per incentivo a formare nella mia cara patria un museo d'antichità. Ma oltre la sua passione per l'arte e l'archeologia, Giovanni Antonio Sanna fu soprattutto un uomo d'affari, intelligente, spregiudicato, coraggioso, creativo e disinvolto, curioso del nuovo e del diverso, interessato ad avere contatti con i più vivaci ingegni continentali, da cui assimilò fino in fondo le nuove aperture sociali, il gusto dell'avventura e del rischio, l'operosità imprenditoriale. Fu insomma un vero e proprio principe nella Sardegna dell'Ottocento, a cavallo dell'unità, figura di eccezionale rilievo nella nostra storia politica oltre che economica. Raro e quasi unico esempio di una imprenditorialità locale tagliata sul metro europeo, di vero e proprio capitalista, affermatosi senza grandi mezzi di fortuna, ma con grande capacità di saper sfidare la sorte. Proveniente da una famiglia di tradizioni forensi, il Sanna si interessò inizialmente dell'esportazione e del commercio dei prodotti isolani, soprattutto dei vini del Capo di Sopra. Una delle sue destinazioni era Marsiglia, luogo di scambi commerciale nevralgico nell'economia dell'epoca. Nel 1844, proprio a Marsiglia, conobbe il prete gallurese Giovanni Antonio Pischedda, il quale gli prospettò l'opportunità di costruire una società per lo sfruttamento di alcuni giacimenti di piombo argentifero da lui stesso scoperti, situati nell'Iglesiente. Il Sanna colse l'occasione e fondò col Pischedda una società con capitali marsigliesi. La scelta si rivelò sbagliata, perché il re di Sardegna, Carlo Alberto, negò al Sanna la concessione regia allo sfruttamento, poiché ribadì che l'avrebbe rilasciata solo ad una società nazionale e provvista di un capitale proprio di almeno 500.000 di lire piemontesi. Qualsiasi altro imprenditore sardo di allora si sarebbe arreso, imprecando contro la sorte il governo. Invece Giovanni Antonio Sanna, questa volta da solo e sfruttando le sue amicizie politiche, riuscì a mettere assieme i capitali necessari a Genova, grazie ai banchieri massone, e il 26 giugno 1847 fondò la Società Nazionale in Accomandita per la coltivazione della miniera di Montevecchio, dotata di un capitale pari a 600.000 lire, diviso in 2.000 azioni, di cui 800 gli erano state riservate come portatore dell'idea e 80 le aveva comprate. Chiese allora di nuovo la concessione regia per lo sfruttamento minerario di un'area di 1.200 ettari fra Guspini e il mare, con epicentro a Montevecchio in località chiamata Genna Serapis. Il decreto di concessione fu firmato dal re di Sardegna Carlo Alberto il 28 aprile 1848 nel campo di Peschiera. Si combatteva la prima guerra di indipendenza. Poche settimane dopo l'estensione alla coltivazione delle miniere e i diritti del sottosuolo, ora sganciati dalla proprietà del suolo, come confermato dalla legge mineraria del 1859 e quindi dagli smodati appetiti dei proprietari terrieri. Dovette però da subito affrontare una serie di difficoltà. In primo luogo dovette tacitare i vecchi soci marsigliesi, ai quali, pur non essendovi tenuto, versava ben 60.000 lire. Quindi concesse al prete Pischedda ben 90 delle sue azioni, non riuscendo però ad impedire la nascita della leggenda per la quale si sarebbe arricchito, derubandolo dell'idea e della scoperta, tanto che un nipote del prete avrebbe successivamente attentato alla sua vita. Dovette quindi affrontare una serie di dispendiosissimi processi contro il genero Francesco Maria Guerrazzi, nipote e figlio adottivo del dittatore della Toscana, Francesco Domenico Guerrazzi, e contro i consoci genovesi che tentarono a più riprese di estrometterlo e impossessarsi della società Montevecchio. Altre enormi difficoltà infrastrutturali si frapponevano alla sua impresa. La mancanza di strade e ferrovie rendevano altissimi i costi di trasporto del materiale estratto, perciò si ricorreva a lunghe carovane di carri, a volte anche 200, a trazione animale, che per arrivare al porto di Cagliari impiegavano 3 giorni.
Ma il Sun seppe superare anche queste difficoltà, realizzando e inaugurando nel 1876 la linea ferroviaria privata Montevecchio-San Gavino, dove il piombo argentifero veniva caricato sui vagoni della Compagnia Ferroviaria Reale, così il costo del trasporto venne abbattuto da 40 a 10 lire per tonnellata. Ma tutta la catena di produzione venne costantemente modernizzata, anche grazie alla guida di dirigenti e tecnici di assoluto valore e sicura preparazione. I muli, utilizzati inizialmente per il trasporto del materiale nelle gallerie, vennero sostituiti da locomotori prima diesel, poi, a partire dai primi del Novecento, elettrici. L'impresa realizzò sin da principio imponenti guadagni, aprendo nuovi punti di estrazione nell'Iglesiente, aumentando costantemente la produzione e quindi i profitti, oltre che naturalmente il numero dei dipendenti che nel momento di massimo splendore raggiunsero le 4.000 unità, all'inizio alloggiati in grandi camerini a bocca di miniera. Non mancò comunque qualche lato oscuro, come l'incidente del 4 maggio 1871 che causò la morte di 11 operaie ed il ferimento di parecchie altre. Solo successivamente si realizzarono alloggi più sicuri per i dipendenti assieme a ospedali, scuole, dopolavoro, spacci, mense ed altre infrastrutture per i dipendenti. Per la felice congiuntura internazionale, soprattutto nel quindicennio 1865-1880, il piombo argentifero e lo zinco acquistarono un ottimo mercato nazionale ed internazionale, attirando l'attenzione anche del grande capitale internazionale. Per il Sun, imprenditore sardo aperto al mondo, gli affari andarono a gonfie vele. La Montevecchio divenne impresa leader nel settore, ma soprattutto Giovanni Antonio Sun divenne un uomo ricco ed economicamente potente. A lui si deve, ad esempio, l'istituzione della Banca Agricola Sarda, che nel suo momento migliore arrivò a gestire ben 10 milioni di allora. Amico di Garibaldi e Mazzini, come il Serpieri, a 38 anni venne eletto deputato nel collegio di Isili e per 3 legislature condusse memorabili battaglie parlamentari, anche perché intuì l'importanza dell'opinione pubblica. Non ritenendo sufficiente l'azione svolta dai giornali di opposizione sardi, acquistò un diffuso quotidiano torinese, Il Diritto, con il quale portò avanti decise campagne stampa con un'eco finalmente nazionale. Si oppose ad esempio alla paventata soppressione dell'Università e della Corte d'Appello di Sassari della provincia di Nuoro. All'età di appena 55 anni, il 10 febbraio del 1875, Giovanni Antonio Sanna morì a Roma dopo aver lasciato una traccia importante nello sviluppo economico e politico della Sardegna. È stato definito un borghese conquistatore che al felice intuito per gli affari, alla preparazione, all'accortezza e alla tenacia unì una giusta dose di coraggio e spregiudicatezza. Riuscì infatti a usare il cosiddetto capitale continentale, liberandosi però da ogni subalternità e dimostrando come la sua impresa, la Montevecchio, fosse destinata ad un lungo cammino di prosperità che per 150 anni, fino al 1995, anno in cui chiuse, ha segnato la storia economica dell'isola. Oggi la riconversione delle miniere nel settore del turismo e della ricettività è l'ultima sfida per la miniera di Montevecchio e chiama a raccolta i giovani imprenditori sardi perché sappiano trovare felici intuizioni per aprire nuovi filoni di impresa e di prosperità. Cosa può insegnare oggi quella che è stata la vicenda industriale, mineraria di un uomo importante per la storia della Sardegna come Giovanni Antonio Sanna? Io credo che il primo aspetto di quest'uomo certamente eccezionale nella Sardegna del primo Ottocento, della prima metà dell'Ottocento, è quello di essere stato un grande capitalista, cioè un uomo che ha saputo utilizzare quelle che erano le forme nuove delle società per azioni per cercare di portare avanti un'attività industriale assolutamente innovativa come era quella mineraria nella Sardegna di metà Ottocento.
Ecco, Sanna è stato un uomo coraggioso, un uomo intraprendente, un uomo soprattutto capace di assorbire dalla sua permanenza in Francia quelli che erano allora i principi di questa nuova scienza dell'imprenditoria, che era l'utilizzazione del capitale. E del capitale diventa non solo un possessore, ma diventa anche un maestro, perché lo utilizza per gran parte di tutte le sue operazioni industriali, finanziarie e politiche con cui cercherà di dare alla Sardegna, a cui rimane sempre estremamente legato, un futuro diverso da quello che era delle tanche, delle pinnette dei suoi contemporanei.